come quella di sabato scorso. Dopo un consiglio comunale tempestoso conclusosi stamani all'alba, la Giunta ha ammesso di avere sbagliato e appunto ha deciso di non ospitare mai più un concerto come quello dei Pink Floyd. Ma colleghiamoci con Venezia. Abbiamo sbagliato, promettiamo che non succederà mai più. Questa, in sintesi, la posizione della Giunta nel Consiglio Comunale di Venezia che si è tenuto ieri sera in una riunione tempestosa per discutere le tragiche conseguenze sulla città del concerto di sabato dei Pink Floyd. La seduta è durata quasi 10 ore in un bailam indescrivibile di pubblico intemperante e si è conclusa alle 4:30 di stamattina. La Giunta rosso-verde, sostenuta da comunisti, socialisti, verdi, repubblicani e socialdemocratici, è vacillata sotto il peso della sua responsabilità per il concerto, ma non si è dimessa, come insistevano la minoranza e anche 2 consiglieri socialisti della maggioranza stessa. Al di là della questione dimissioni, il dibattito è stato incentrato sull'uso futuro della città e sull'inopportunità di organizzarvi ancora manifestazioni di grande richiamo. Alla fine, con 31 voti a favore, 21 contrari e 2 astenuti, è stato approvato un ordine del giorno che dice no al ripetersi in laguna di iniziative troppo attraenti per i turisti. Il nodo della discussione infuocata era in realtà l'Expo, l'esposizione universale progettata a Venezia per il 2000, che attirerebbe in laguna nuovi, eccezionali e continui flussi di gente. L'Expo non è stata rifiutata esplicitamente dalla maggioranza, non l'hanno voluto i socialisti che fanno capo alla corrente di Gianni De Michelis, che è il patron dell'iniziativa Expo. Contro l'esposizione universale sembra comunque esistere nel Consiglio Comunale veneziano un vastissimo fronte di no e anche la Regione Veneto, prima di esprimere il proprio parere in proposito, dovrà tenerne conto. Come soglia limite di visitatori che Venezia può sopportare è stata fatta la cifra di 45.000 persone, un numero lontanissimo dai 200.000 presenti per il concerto dei Pink Floyd e lontanissimo anche da quello, ancora più alto, previsto per una manifestazione mondiale quale l'Expo. La Giunta in ogni caso ha giurato mai più un'invasione come quella di sabato. Linea allo studio.